Sì, si tratta di una predisposizione di un progetto di legge importante e significativo nell'ottica della riduzione dei costi per quanto riguarda gli enti strumentali della Regione. Abbiamo cominciato dalle ATER perché riteniamo che da questo punto di vista ci sia l'opportunità, la possibilità, eliminando i consigli di amministrazione e quindi prevedendo la figura del direttore generale e anche contenendo il numero e individuandoli in una unità del revisore dei conti, la possibilità di rendere, diciamo così, anche più efficiente appunto questi enti. Sì, il risparmio diventa molto considerevole perché sulle sette ATER, chiaramente nell'ambito del complessivo dell'entità economica, arriviamo a circa 1 milione di euro all'anno, quindi sicuramente è un risparmio significativo importante. Da questo punto di vista credo che sia anche importante segnalare anche l'opportunità di rendere più snelli, più incisivi appunto attraverso la figura del direttore generale, che interloquirà sicuramente in maniera più significativa e efficace con la giunta regionale. Sarà il primo passo, l'intenzione, e quindi si sta valutando poi anche tutti gli enti strumentali, perché la logica è quella chiaramente di ragionare poi nel complesso appunto di tutti questi enti regionali.